Andiamo? Vai! Andiamo, dai! Presidente, Fatalità tra qualche giorno è il terzo anniversario di un periodo che ha visto la catena proprio della distribuzione in grande difficoltà, per ricordarci lo sforzo fatto dagli autotrasportatori. Beh, è stato uno sforzo molto molto importante perché, come ricordava prima il vicepresidente della regione De Berti, in quel periodo gli autotrasportatori, io ricordo anche gli operatori, i macchinisti dei treni, hanno lavorato H24 a rischio anche della salute, e proprio in quel periodo, grazie a un finanziamento dello Stato, in parte con fondi provenienti dal cofinanziamento dell'Europa, abbiamo realizzato questa piazzola dell'autotrasporto. Sono circa 42 nuovi stalli, ma l'interessante di questo nuovo parcheggio è che sarà direttamente collegato col Ministero delle Infrastrutture, quindi l'autotrasportatore potrà consultare i posti, gli stalli liberi, prenotarli e pagarli con un'app, e il parcheggio è totalmente videosorvegliato e protetto, quindi è una sosta sicura. Nei parametri europei di classificazione delle soste di autotrasporto è livello bronzo, quindi uno dei più alti che esistano. È costato 1.100.000, è stato realizzato in un anno, quindi anche a tempi abbastanza rapidi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Diciamo che in questi anni di Covid tutti sono stati ricordati, tutti sono stati ringraziati, tutti sono diventati eroi, ma forse c'è una categoria che è stata un po' dimenticata, e sono gli autotrasportatori, coloro che nel periodo del lockdown, senza un bar e senza un ristorante aperto, senza poter fermarsi un attimo, hanno comunque continuato a garantire i prodotti sugli scaffali dei supermercati, e per questo veramente li ringraziamo. È un lavoro sicuramente complicato, difficile, un po' che lavora nell'ombra, ma che ha bisogno di attenzioni e di risposte. Secondo me un parcheggio sicuro, un parcheggio dove poter mettere e lasciare i propri mezzi in sicurezza e poter stare tranquilli serviva, ma non solo, perché comunque c'è molta sensibilità da questo punto di vista anche dalle autostrade. Adesso oggi inauguriamo questo parcheggio, però dei parcheggi attrezzati vi è un'assoluta necessità. Sono felice oggi di essere qui, ma soprattutto sono felice che questo sia il risultato di un lavoro di squadra tra il Consorzio, la Regione, il Ministero, nella partecipazione di questi famigerati bandi europei, che sembra che tanti ce ne siano ma pochi soldi arrivano, e invece devo dire che con questo lavoro di squadra veramente stiamo portando a casa dei bei risultati. Ci sono numeri importanti, l'interporto l'abbiamo visto oggi, l'interporto di Verona insieme all'interporto di Padova fanno dei numeri pazzeschi a livello nazionale. L'interporto di Verona è il primo interporto a livello nazionale, il secondo a livello europeo. Sappiamo benissimo che Verona occupa una posizione strategica veramente che gli dà un vantaggio su molte altre città che deve essere sfruttata. C'è un lavoro di squadra sulla logistica che si sta portando avanti, c'è già un protocollo che è stato firmato l'anno scorso tra i 4 interporti del Veneto, perché abbiamo anche Porto Gruaro e anche Rovigo, l'autorità di sistema portuale Venezia Chioggia e anche il sistema aeroportuale, gli aeroporti con Save. La settimana prossima ci sarà la fiera della logistica che si terrà sempre qui a Verona, e dove verrà firmato un importante protocollo che non interessa solo il Veneto ma tutto il nord-est. Dobbiamo riuscire a fare squadra, ad avere una visione complessiva, una visione a medio-lungo termine di quelle che sono le necessità e di dove bisogna puntare per rafforzare le infrastrutture a servizio della logistica, soprattutto nell'ottica dell'intermodalità.